Dottore Caramano, una 3 giorni in Piazza Cavour dedicata alla prevenzione cardiovascolare con delle iniziative a disposizione della gente. Ecco, quale sarà effettivamente quello che farete in Piazza Cavour? Ma praticamente questi 3 giorni rappresentano un momento di riflessione per tutti, per constatare il proprio stato di salute e praticamente fare in modo di stilare una carta del rischio e quindi fare cambiare abitudini di vita, stile di vita quando questi sono scorretti. Qual è, diciamo, uno degli obiettivi dell'iniziativa? L'obiettivo è di far sì che si identificano più gente possibile a rischio ad esempio di infarto e di ictus e adottare delle misure tali che queste due condizioni gravi, potenzialmente mortali, che rappresentano la prima causa di morte nel mondo industrializzato, non si verificano. Ecco, da Vincenzo qual è la situazione? Ma in questi ultimi anni abbiamo fatto grandi progressi per quanto riguarda il trattamento delle malattie cardiovascolari, però il pilastro da questo punto di vista è la prevenzione, in modo tale che noi ci possiamo ritrovare tra 10 anni e 15 anni con meno infarti e meno incidenti. Avete scelto Gazzi come testimone, come mai? Sicuramente è la persona più popolare da Agrigento e poi lui è una persona talentuosa e porta un po' di brio a questa iniziativa. Riccardo Gazzi farà il testimone a questi 3 giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare. Ecco, cosa ci metterà il tuo? In realtà io sono stato contattato, chiamato dal dottore Caramanno, da Omnia Congress, che mi hanno voluto coinvolgere proprio per essere testimonial di questa campagna di prevenzione che abbiamo promosso nei social attraverso alcuni video in cui abbiamo anche coinvolto diversi medici di cardiologia. Credo che sia un'iniziativa importantissima e lodevole, credo che tutti abbiamo il dovere, se ci vogliamo bene, a fare quel pizzico di prevenzione che ci consente di stare meglio. Tra l'altro in questi ultimi anni si è sentito spessissimo parlare di malori improvvisi, di gente che si accascia. Credo che sia importante la prevenzione proprio per evitare poi di vivere situazioni complicate e difficili. Un pizzico di attenzione e volersi un po' più bene. Quale sarà il vostro supporto a questi 3 giorni dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari? Anche Fondazione Onda sarà presente in questa importante campagna di sensibilizzazione e prevenzione cardiovascolare, poiché si occupa in prima persona della difesa, della tutela, della protezione della salute del genere femminile. Infatti la donna, la medicina di genere, sta evidenziando sempre più come sia necessario un approccio differenziato alla tutela del cuore delle donne, della salute al femminile. Infatti la donna è maggiormente esposta a causa di gravidanze complesse, menopause precoci o anche endometriosi o tante altre problematiche o patologie che appunto le espongono maggiormente a rischio. Per cui in questa campagna di sensibilizzazione ci siamo impegnati a creare del materiale di divulgazione che possa parlare chiaramente alle donne per la loro difesa e per la tutela appunto della salute del loro cuore. È importantissimo perché con la prevenzione si possono ridurre dell'80% le malattie cardiovascolari che sono la prima causa di morte in Italia. Quindi bisogna evangelizzare questo concetto della prevenzione invitando a un'aderenza in cittadino, un'aderenza alla terapia, aderenza che non significa soltanto seguire la posologia e i giorni di terapia suggeriti dal medico curante o dal cardiologo, significa anche lo stile di vita. Ecco perché la mancata aderenza aderenza terapeutica e la mancata osservazione di determinati stili di vita porta poi a queste patologie. E lo stile di vita significa attività fisica fatta bene, con uno sforzo medio moderato, con almeno 150 minuti di camminata la settimana, con intervalli massimo di 2 giorni e seguendo poi i parametri della ipertensione, guardando con occhio particolare il colesterolo, guardando
l'obesità, evitando il fumo, l'alcol, le droghe. Ecco, con questa prevenzione e stressare quindi questo concetto, evangelizzare questo concetto, sicuramente porta a risultati eccellenti.